Salvaguardia dell'occupazione e approfondimento del nuovo piano industriale è un appello corale quello che si è levato oggi a Roma dal vertice sulla crisi della Stefanella al Ministero dello Sviluppo Economico. Al tavolo azienda, sindacati, Ministero e Regione Veneto per cercare di rendere il meno traumatica possibile la riorganizzazione della storica azienda tessile trevigiana che a inizio gennaio ha chiesto il concordato in bianco, annunciando poi drastici tagli occupazionali con la messa in cassa integrazione straordinaria di 244 dipendenti su 253, il licenziamento di 52 lavoratori sugli 82 in organico nella storica sede di Ponte di Piave ed il trasferimento degli uffici nella sede legale a Milano. Oggi a Roma istituzioni e parti sociali hanno ribadito che qualunque iniziativa di riorganizzazione e ristrutturazione, pur necessaria, dell'azienda non può che passare attraverso la tutela della realtà produttiva trevigiana, con la conservazione del polo strategico rappresentato dalla sede di Ponte di Piave. La Regione, in particolare per voce dell'assessore al lavoro Elena Donazzan, ha chiesto all'azienda di verificare ulteriormente il piano industriale, invitando in particolare la proprietà a rivedere il numero complessivo degli esuberi e preservare la sede centrale. Le richieste attendono ora una risposta dai vertici della Stefanel.